Il 10 dicembre 1508 fu istituita la Lega di Cambrai, un accordo tra le potenze europee per contrastare l'espansionismo veneziano sul suolo italiano. Partecipavano alla Lega i più grandi stati europei, la Francia, il Sacro Romano Impero, l'Ungheria, lo Stato Pontificio e la Spagna. Lo Stato veneziano fu invaso via terra, ma la Serenissima resistette e dopo aver sconfitto le armate del Sacro Romano Impero nel 1510 strappò un accordo col Papa che il 24 febbraio sciolse la Lega di Cambrai, volendo egli ridimensionare la crescente influenza francese sul suolo italiano, nonché annettere ai propri territori l'intera Romagna e il Bolognese. Nel 1510 il Papa conquistò Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. La Francia reagì e incalzò l'esercito papale nei territori dell'Emilia-Romagna. Il 21 maggio 1511 Bologna aprì le porte ai francesi e il Papa dovette rifugiarsi a Ravenna. Messo alle strette, il Papa proclamò una Lega Santa in chiave antifrancese, che ebbe l'adesione di Spagna, Sacro Romano Impero e perfino dell'Inghilterra, che progettava un'invasione del nord della Francia. Nel 1512 il re Luigi di Francia nominò suo nipote, Gaston de Foix, comandante dell'esercito francese in Italia. Egli, consapevole che l'esercito francese sarebbe stato richiamato in Francia per contrastare l'invasione inglese, volle accelerare le operazioni per costringere l'esercito della Lega ad uno scontro decisivo. L'esercito pontificio marciò su Ravenna, da Castel Bolognese, mentre i francesi, passando per Cotignola e conquistando Russi, riuscirono a tagliare la via di Ravenna all'esercito pontificio. Gaston de Foix cinse d'assedio Ravenna e i pontifici si trincerarono a Mulinacelo, a 3 km da Ravenna. Il comandante francese aveva l'occasione di ottenere lo scontro campale desiderato, quindi decise di assaltare il campo della Lega l'11 aprile 1512. L'esercito della Lega era composto da 16.000 armati, di cui 10.000 fanti spagnoli, 4.000 fanti italiani, 1.500 cavalieri e 24 cannoni. L'esercito francese comprendeva 23.000 soldati, di cui 18.000 fanti, 6.000 guasconi, 3.000 piccardi, 3.000 mercenari tedeschi e 4.000 italiani. A questi si aggiungevano 3.000 cavalieri e 40 cannoni. L'esercito della Lega, per contrastare le cariche della cavalleria francese, aveva allestito un trinceramento perpendicolare al fiume Ronco per una lunghezza di 500 metri, dietro al quale vennero disposti quadrati di picchieri. Tra i quadrati del Ronco disposero l'artiglieria, mentre a difesa dell'ala destra schierarono la cavalleria. I mercenari italiani erano disposti dietro l'artiglieria, sulla riva del Ronco. I francesi portarono i loro quadrati alla loro cavalleria di fronte alle corrispettive formazioni avversarie, mentre le artiglierie furono divise in 3 gruppi, il primo schierato di fronte a quella della Lega, il secondo sull'estrema ala sinistra francese ed il terzo più piccolo fu portato sulla riva opposta del Ronco di fronte alle formazioni di mercenari italiane guidate da Fabrizio Colonna. Inizialmente le artiglierie spagnole riuscirono ad ottenere discreti risultati contro le fanterie francesi. Quando però i francesi schierarono i loro cannoni, disponendo di più bocche da fuoco e sfruttando la posizione di queste per prendere i pontifici sotto il temibile fuoco incrociato, l'esercito della Lega cominciò a subire perdite sempre più gravi, specialmente i cavalieri che erano i più esposti al fuoco dei cannoni. I comandanti di cavalleria della Lega chiesero di ordinare l'attacco ed alla fine ottennero l'ordine. La cavalleria della Lega attaccò l'ala sinistra francese. Per contrastare l'attacco della cavalleria della Lega, i francesi furono costretti a mobilitare i reparti della loro ala destra, che attaccarono a loro volta gli spagnoli. La situazione in questa zona volse rapidamente a favore dei francesi, che travolsero la cavalleria della Lega che fuggì verso Cesena. Assieme a loro il generale Raimondo de Cadorna, che lasciò il comando a Pedro Navarro, il comandante della fanteria. Gaston de Foix presagì la vittoria ed ordinò alle fanterie di caricare i quadrati spagnoli che però posero una fiera resistenza. L'ala destra francese a questo punto tentò una sortita, attaccando le posizioni della Lega, ma venne respinta dall'ala sinistra di questa. Questi uomini d'arme della Lega, valutando però la ormai disperata situazione per gli eserciti ispano-pontifici, decisero di iniziare un'ordinata ritirata. Gaston de Foix, vedendoli ritirarsi, decise di caricarli personalmente col proprio seguito. L'ala sinistra della Lega non era però in rotta e seppe difendersi ordinatamente respingendo il seguito di Gaston de Foix che cadde ucciso nello scontro.
Nonostante la morte del proprio generale, i francesi stavano ottenendo una vittoria completa, ma poiché le fanterie spagnole al centro continuarono a combattere fino all'ultimo uomo con decisione e professionalità, la battaglia risultò in un massacro da ambo le parti. L'esercito della Lega perse circa 9.000 soldati, mentre i francesi lasciarono sul campo 4.000 soldati morti e altrettanti feriti. La battaglia di Ravenna segnò un punto di svolta nella strategia militare, per il ruolo predominante che avevano avuto le artiglierie e per il numero enorme di uomini che caddero nello scontro. Nonostante la vittoria, l'esercito francese aveva subito perdite troppo elevate per poter mantenere la propria presenza in Italia. Il Papa infatti aveva sollecitato l'aiuto della Confederazione Svizzera, che inviò un esercito ad occupare i territori francesi nel nord Italia. I francesi, al comando di La Palice, dovettero allora tornare in Francia, ma la lotta per l'egemonia in Italia era appena cominciata.